febbraio forse almeno.
Eccoci qui, buon pomeriggio, benvenuti, nuova giornata di Juniores Regionale del 19. Oggi lotta ai vertici alti della classifica, lotta dal primo al secondo posto di questo girone di Juniores Under 19. Eccolo qui l'ingresso in campo delle squadre, stiamo cominciando con circa qualche minuto di ritardo, calcio inizio previsto alle 3:30, sono circa 4:10. Ingresso in campo il Cus Palermo contro Aspra, aggiustiamo qui il tabellino. Cus Palermo, padrone di casa in maglia bianca, Aspra, formazione ospite, formazione prima in classifica del girone, in maglia blu. Tutto giustato, ci siamo. Fischio dell'arbitro, saluto tra le due formazioni, tra i due capitani, con gli spalti, tra le panchine. Ora colloquio tra i due capitani delle squadre. Da un lato il maglia numero 6 Barone ritorna a portare la fascia da capitano per Mister Racuglia, dall'altro capitano Sportaro. Ora colloquio, sorteggio per chi potrà iniziare con la palla tra i piedi di questa partita, per chi potrà scegliere la parte iniziale favorita su cui inizierà la gara. Ci siamo quasi, saluti tra le panchine, tutte le in piedi, ci siamo quasi per questo, tra il meglio che può offrire questo girone di Juniores Under 19, la prima contro la seconda. Aspra prima a 25 punti contro il Cus, secondo a 20, 5 punti di differenza. In caso di vittoria dell'Aspra potrebbero veramente allungare, scappare a più 8, in caso di vittoria del Cus magari accorciare le distanze e andare a -2. Entrambe le squadre, le prime squadre di questa società vengono da due vittorie, una la vittoria per 2-0 per Cus Palermo la partita di sabato, mentre l'altra, l'Aspra, la vittoria per 3-1 ieri pomeriggio contro il Bagheria. Fotografia di rito, tutto pronto per iniziare. Io mi approfitto per elencarvi le due formazioni titolari. Per il Cus Palermo titolare Ture in porta, Mauro maglia numero 2, Gaziano 3, Marsala maglia numero 4, Agnello numero 5, Barone numero 6 capitano, Arena numero 7, Raccuglio numero 8, Mormino numero 9, De Luca numero 10, D'Amico numero 11, mentre dall'altro lato formazione titolare gli 11 pronti a scendere in campo. Sidoti in porta, Kinzi numero 2, Cicalese numero 13, Mazzè numero 4, Sportaro capitano numero 5, Ventimiglia numero 6, Scardino numero 7, Tarantino numero 8, Scordato numero 9, Miccichè numero 10, Sorbello numero 11. Ci siamo quasi pronti, vediamo per chi toccherà per la prima volta la palla, per chi potrà iniziare a giocare per questa nuova partita di Juniores Under 19. Oggi gara importantissima, delicata quanto mai. Questa settimana ci ha tenuto in serbo tante belle partite, bei incontri, spesso anche scontri diretti qui dal campo Concadoro di Monreale. Terzo giorno consecutivo che siamo in linea. Qui per i nostri schermi sono Filippo Alongi e anche oggi vi terrò compagnia per questa nuova partita sempre sui nostri schermi, sempre su LTV, la voce del campo. La prima palla sarà per il Cus, per il padrone di casa, pronto Mormino a rimettere in gioco per la prima volta. Dopo il fischio dell'arbitro che arriva ora, facciamo partire il minutaggio. Tutto pronto, palla che scivola via, resta tra i piedi del Cus, quindi ci siamo, parte il tempo, Agnello cerca il lancio, va a essere conquistato da Gaziano dietro, il portiere, estremo difensore Malanture, servito, questa volta preferito a Costanzo. Agnello lancia via, direzione dell'Aspra, gioca in avanti ancora, possesso per l'Aspra, palla persa, ritrovata così dalla difesa del Cus Palermo. La riprende Giacomo Agnello che serve Barone, Gaziano sempre sulla sinistra, quello che aveva servito, palla un po' debole, deve rimediare, Gaziano lo fa con tranquillità. Momento giro palla lì dietro nelle retrovie del Cus, Malanture, Barone ancora, vorrebbe andare in avanti e questo quello che fa, non trova pure i compagni, non trova la palla verso Arena, la rimessa laterale per l'Aspra. Toccherà Cicalese con le mani, Lungolina vuole il compagno, c'è stata una trattenuta di Gaziano, fallo e calcio di punizione per l'Aspra. La prima chiamata dell'arbitro, il primo intervento del direttore di gara che ferma il gioco assegnando un calcio di punizione per la formazione ospite, un fallo commesso da Gaziano. Sarà calcio di punizione, sarà stata defilata. Andrà a battere Miccichè, numero 10 dell'Aspra. Miccichè pronto ad andare al lancio lungo alla ricerca del limite all'area di rigore. Poi si vanno a posizionare tutti i ragazzi sia maglia bianca che maglia blu. Miccichè può andare dentro per la girata di testa, arriva alla conclusione, l'impatto, l'incornata di Tarantino. Riesce a toccare ma non a mandare verso la porta di Sarature. Prima occasione della gara. Primo arrivo dal fondo, Touré la rimette in gioco, la riconsegna al suo capitano Barone.
sale la pressione dell'Aspra, basso Quilcus, Gazzino trova la deviazione, ma anche una propria deviazione, e c'è prima occasione alla bandierina, primo corre, primo giro dalla bandierina per l'Aspra, l'ultimo tocco è stato di Gaziano, calcio d'angolo per l'Aspra, primo giro alla bandierina dal lato di destra, si compongono i blocchi di rigore, Agnello va a prendere il capitano avversario, braccio alto, chiama lo schema, arriva la soluzione corta, Sorbello, una finta, tenta di aprire lo spazio, gioca ancora, Sorbello si gira, zona di fondo, potrebbe andare a rimorchio per la girata di prima intenzione, non impatta perfettamente per andare in porta qui Scardina, non riesce a mandare verso la porta, la rimessa laterale per il Cus, ancora sul lato di sinistra, ancora sul lato opposto ai nostri schermi, andrà a giocare con le mani così Gaziano, altezza della panchina ospite, Gaziano va lungolinea, controlla col petto Arena, riesce a tenerla in campo, non per l'arbitro, l'ultimo tocco è stato del 7 bianco, la rimessa laterale per l'Aspra. Rimessa laterale per l'Aspra. E gioca Cicalese, guarda i compagni, gioca Magnolo, lancia ancora, la toglie da lì, la ritrova Amici che è il 10 di quest'Aspra, che vorrebbe andare raddoppiato, gliela toglie così Arena con l'aiuto delle compagne, Arena prova a lanciare per la corsa di Mormino, potrebbe arrivare, palla un po' lunga, non riesce a riceverla, l'aspetta all'interno dell'area così Sidoti, riesce a bloccarla, a farla sua, Sidoti con la palla tra le mani, Sidoti, lancia lungo, più lontano che può, oltre la metà campo, Barone tocca palla che torna dietro, Agnello testa a mandarla via, Arena vorrebbe gestire la palla che arriva a De Luca, cerca ancora un filtrante, un'imbucata alla ricerca di Mormino, ancora una palla lunga per il rinnovo del Cus, non riesce a trovarla, ne approfitta così ancora il suo Sidoti che l'aspetta all'aiuto della di rigore e la fa bloccare. Sidoti, lui che lancia, Barone sul lato d'amico, eccolo che controlla, ora cerca di salire il Cus dopo un avvio un po' complicato, i primi 3 minuti di gara un po' difficile da sbloccare, spero che la partita è dura, la partita sarà complicata, delicata per entrambe le squadre, oggi questo è un crocevia importante per l'esito dell'intera stagione. Michiche contro Raccuia, Michiche è portato dietro, vuole girarsi però lo fa bene, il 10 dell'Aspra, l'ultimo tocco è stato il suo, la rimessa laterale è buona per il Cus che può giocare con le mani, sul lato di destra pronto Mauro, tutti i nostri schermi qui, Mauro lungolinea, non trova i compagni, Agnello non lascia girare l'avversario, braccia troppo lunghe sul corpo discordato, commette fallo e c'è calcio di punizione in favore dell'Aspra. Calcio di punizione Aspra, a battere andrà Mazzè, lanciano lungo Mazzè, occhio Amici che al centro del campo, ha cercato il mancino dentro l'area di rigore, Barone non sa sentire lasciarla scorrere dalle braccia di Malanture, col petto allontana, la rimessa con le mani è buona per l'Aspra, rimessa laterale per la formazione ospite. Da qui possiamo osservare l'eccellenza del servizio d'ordine della società del Cus Palermo. Non arriva Mormino, lascia scorrere, non riesce, Raccuia, palla che scappa, la ritrova così Michiche, vuole chiudere, Raccuia non riesce, giro palla Aspra, ora è chiuso lo spazio da Marsala, lo costringe allo scarico dietro, ancora la tiene Cicalese che apre sulla destra, vorrebbe aprirsi sul lato, c'è la lotta per il possesso, Chinzi se la porta fuori, il tocco è stato dell'Aspra, la rimessa con le mani, è buona per il Cus Palermo, e può giocare con Gaziano. Allora i Grenz sono tempi da 45 minuti, in quanto siamo in categoria di juniores. L'ultima categoria prima del dilettantismo. Marsala, Raccuia, palla vagante, vorrebbe riprendere la Marsala, lotta ancora, lo vuole alle spalle, la potrebbe prendere l'amico che vuole andare per intenzione con le mancino sul lato opposto, apprezza l'idea De Luca, riesce in qualche modo ad andare da Marmino, portano giù da sportare, il contatto c'è ma regolare per l'arbitro, ora riparte cercata l'Aspra che vorrebbe andare qui sotto di sinistra, cercata qui lo spazio, lo segue Agnello contro scordato, alla meglio, gioca Agnello, fa prevalere il fisico per riuscire pure bene palla al piede, Raccuia
Barone, Touré si prepara per riceverla, De Luca viene servito, ma Touré gioca da palla al piede con personalità, anche con un piccolo brivido. Touré sul lato di sinistra, tiene in campo De Luca, ha bisogno di soluzioni troppo lunghe qui le squadre, sta cercando di scaldarsi la partita. Raccuglia, sempre velocità, rincorsa la Michichese, allunga troppo però, e la chiusura decisiva è quella dell'Aspra. Marsala a ripulire bene questa palla e mettere caldo in mezzo al campo. D'Amico prova a saltare, punta D'Amico, vuole il mancino che la botta ce l'ha. D'Amico trattenuto, messo giù, c'è falla, invece l'arbitro lascia giocare per il vantaggio. Marsala al limite, può allargare, De Luca la chiama e Luca viene servito. De Luca ancora vorrebbe piazzarla col destro, chiuso, ribattuto, si mola il difensore dell'Aspra, la che interessa ancora entrare di rigore, spazzata via. Ora sembra essere terminata l'avanzata del Cus, invece non la ritrova subito dopo, aggressivo qui il Cus Palermo in questi primi minuti di gara, dopo un avvio un po' a rilento, dopo i primi 3 minuti un po' di sofferenza, riescono ora a portarsi davanti portando uomini nella tre quarti avversaria. Mauro, Mormino va dentro, palla troppo debole, di spalle alla cieca, trova solo le mani di Sidotti. Occhio che vuole salire l'Aspra, lo fa sul lato di destra, cerca lo strappo, Kinzi chiuso dall'intervento irruento di Gaziano. Ora lottano ancora i due, braccia troppo sull'avversario, c'è contatto, c'è fallo, l'arbitro ferma il gioco, sta segnalando un calcio di punizione per la formazione ospite dell'Aspra. La partita si presenta per come ci aspettavamo alla vigilia, calda, offensiva, 5 punti di differenza, Aspra primo a 25, Cus secondo a 20. Aspetto tante emozioni su questa gara. Barone salta a vuoto, c'è Agnello dietro che può coprire e mandare in avanti. De Luca la tiene in campo, vorrebbe Mormino, non arriva a destinazione, la rimanda in avanti, ribatte l'Aspra, fa lo stesso Francesco De Luca. Sportaro, Raccuglia, uomo alle spalle che arriva, riesce a liberarsene in tempo. D'Amico, ancora testa sul pallone, portato fuori, c'è l'intervento di Mazzia che vorrebbe chiudere, la meglio per il numero 11 delle Cus, ma non sul passaggio, la palla ritorna ai ragazzi maglia blu. Agnello di testa, il solito anticipo, Marsala mette il colpo davanti, apre le braccia, difende bene, trattenuto, trova lo scarico, però c'è stato un fallo commesso ai suoi danni, l'arbitro ferma il gioco, sarà calcio di punizione, poco dopo la meta a campo per il Cus Palermo, calcio di punizione per un fallo commesso ai danni di Marsala. Gioca Ragnallo, occhio Cagnello alla botta, potrebbe addirittura pensare, frullare per la testa di andare in porta, non penso sia questo il caso, la metterà all'interno della di rigore. Mormino gioca, cerca l'aria, vorrebbe l'inserimento di De Luca, palla troppo sul portiere, alla meglio Sidoti che riesce a bloccare per giocare sullo suo lato di destra. Kinzi, Arena va a chiudere, sporca, palla che torna a Gaziano, in avanti Gaziano, ribatte, la riconsegna agli avversari, si ricomincia dalla porta, si ricomincia dalla rigore della formazione in trasferta, la formazione dell'Aspra. 10 del primo tempo, 0-0 ancora. Trecus e Aspra. Arrivare rinviolate per il momento. Vorrebbe uscire palla al piede Michiche. Cercato un lancio, Sorbello deve lottare con Arena, palla che resta vagante, la meglio così Casino che pensa essere Gaziano, messo giù, strattonato, c'è fallo, porta a terra, fallo e calcio di punizione per il Cus Palermo. Dieci minuti sono messi. Calcio di punizione Cus, questa volta deve per abbattere Arena. Arena in posizione di battuta, noi concentriamoci all'interno della di rigore, dove si vanno a comporre i blocchi. Sentiamo il fischio dell'arbitro, si prepara intanto Arena, con 2 passi l'arbitro ne vuole solo uno, in barriera Sidoti. Guarda il fischio, non era mai Mormino. Cercare Gaziano, palla troppo lunga, cerca di rimediare, di tenerla buona comunque il giocatore del Cus e non riesce in questa occasione, alla meglio il difensore numero 6 Ventimiglia che la protegge, si tiene stretta questa rimessa con le mani, trova la deviazione avversaria, è rimessa laterale per l'Aspra.
Michi che si propone ancora centralmente. Michi che la vuole lanciare per l'imbucata alla ricerca del suo attaccante. La testa di Agnello allontana ma si resta ancora lì in agguato. Barone non riesce a mandare in avanti. Agnello svirgola un po' ma compie il suo. Arena trattenuto, fermato, portato a terra. C'è fallo e c'è anche calcio di punizione per il Cus. Arena a colloquio con l'arbitro, forse voleva qualcosa di più oltre che il semplice fallo. L'arbitro per il momento si limita a richiami verbali. Calcio di punizione per il Cus Palermo. A giocare andrà Agnello mentre si apre sulla destra Mauro. Se verrà servito lui potrebbe essere una buona soluzione. Passa sul lato opposto Ragazziano. Lungolinea. Fuori misura Ragazziano. Rimessa con le mani per l'Aspra. Quasi dalla panchina del Cus. Sì, esca. Gioca, cerca di crescere così il Cus. Mormino prova l'imbucata, palla che passa, buona per De Luca, l'aspetta Sidoti, è forse un po' lunga, è buona però l'idea di Mormino nel tentativo di imbucata verso De Luca. Ringrazia comunque per l'idea del compagno, non riesce a realizzarla al meglio, leggermente lunga, non arriva, sarà arriva dal fondo, arriva dal portiere per l'Aspra. Andrà a giocare Sidoti, mentre c'è accorto vicino a lui Sportaro. Sembra andare Capitano Sportaro per l'Aspra. Sidoti corto, eccolo qui Sportaro. Vuole uscire al basso l'Aspra. Raccuia va a attaccare porta di palla lasciando libero però un uomo alla metà campo. Sorbello. Barone di testa, ancora qualche difficoltà a mandare in avanti. Ora deve prenderlo Mauro, mette le braccia davanti, difende qui il possesso, trova la direzione, palla che resta lì. Giudicata ancora irregolare, le trattenute dell'Aspra che salta a commettere fallo di Scardina. Fallo commesso di Mauro, calcio di punizione per il Cus Palermo. Altra chiamata all'arbitro, altro lavoro per il direttore di gara. Giacomo Agnello. Barone. Balanture. Pressato il portiere. Agnello. Gioca in mezzo, Marsala, palla troppo corta, resta buona per l'Aspra che la ritrova, quindi Sorbello Randuri sopra, lungolino c'è Scardina, vorrebbe saltarne entrambi, la palla resta lì, Marsala deve uscirla, si appoggia a Federico Raccuia, sembra essere uscita, è così, poi arriva la chiamata dell'arbitro che segna una rimessa laterale per l'Aspra. Micichia, col tacco torna dietro, palla per Sorbello ancora. Sorbello la perde, Raccuia, Micichia, un po' di confusione, un po' di traffico, cerca il contatto, non lo trova, non c'è niente per il momento. Arena va a lottare, corre a colpo, trattenuta, Arena ancora, riesce a farla passare, De Luca va centralmente, imbucata centrale verso Mormino, recupera dietro, riesce a tornare Cicalesi a sporcare a questo passaggio, contrasto vincente, la manda sull'esterno, rimessa laterale per il Cus che vuole accelerare ora. De Luca, Mormino, passa bene, stessa Mormino, chiuso, ma la palla resta ancora lì. Mormino va a terra, non c'è niente, l'arbitro a pochi passi vede il contatto è regolare, ora riparte Zapata Trasportaro che sale palla al piede, il centrale difesa capitano dell'Aspra, ha voluto cercare una palla profonda con l'esterno, non riesce a trovarla, sarà arrivato al fondo, arriva al portiere per il Cus. Giocatore. Barone. Apre sul lato De Luca, passaggio incerto, resta buono per Micichè, cercato l'area di rigore, non c'è nessuno che può prendere, la palla buona sulla apertura quando siamo ufficialmente al primo quarto d'ora di gara. 15 sul cronometro, 0-0 tra Cus e Aspra in questo scontro ai vertici della classifica, nei posti alti del girone. Graziano ancora si lotta sugli palloni, palla che resta lì ferma sulla linea laterale. Marsala dietro Giacomo Agnello. Agnello che prende un rischio, riesce a uscirne su due, terzo al quarto saltati pure, bene qui Giacomo Agnello. Arena centralmente vorrebbe andare al girata di prima, così Mormino al lavoro di sponda, spara la porta, non riesce in questa occasione. De Luca non viene trovato, ma sottolineiamo la personalità di Agnello anche con un rischio, se ne porta via 4 l'uscita palla al piede. A lungo Sidoti, palla che rimbalza sul lato, Mauro alla meglio però numero 7 Scardina, Agnello la alza a campanile, resta lì buona per Marsala, sopraffatto però dall'intervento del suo numero 8 alle spalle. Tarantino commette fallo arrampicandosi sul corpo di Marsala, braccia troppo lunghe sul 4 di Mister Raccuia, sarà calcio di punizione per il Cus. Calcio di punizione Cus Palermo. Agnello lancia tutta a sinistra, vorrebbe De Luca,
non lo trova. L'ultimo tocco è stato di Cicalese che la manda sul lato, rimessa laterale per il Cus. De Luca lascia la battuta con le mani a Gaziano. Gaziano, Mormino, tiro dalla distanza, Sidoti senza difficoltà riesce a leggere questo rimbalzo. Sportaro, capitano dell'Aspa, vorrebbe allargare sul di destra, trovato Cicalese sull'esterno, resta lì, cercato l'1-2, scambiano i ragazzi dell'Aspa, il corpo Barone, fermato qui Tarantino, fermato in maniera regolare, c'è fallo, c'è calcio di punizione ancora in fuori dall'Aspa, altra interruzione da parte dell'arbitro. Altra irregolarità, altro calcio di punizione per l'Aspa, tutto corto, vorrebbe passare Miciche, De Luca mette il corpo, c'è un altro fallo, cerca il contatto, lo trova, l'arbitro assegna calcio di punizione. Vediamo che andrà a battere questa volta, Sportare al colloquio con l'arbitro, volevo che comincia a uscire qualche cartellino fin qui la gara, in metodo di giudizio il direttore di gara è stato coerente. Calcio di punizione per l'Aspra, vediamo quale sarà la scelta di Mazzè. Forse meglio che noi ci concentriamo all'interno dell'area. Mazzè col mancino verso la porta, voletore, presa sicura del portiere del Cus, la chiama e la fa sua, la braccia Tore, mentre si risistema la difesa del Cus, li chiama a salire, fa salire il baricentro della propria formazione. Tore, lungo, oltre la metà campo, più lontano che può, dalle parti di D'Amico, tocca quanto basta mandare la Raccuglia, di prima intenzione, Federico Raccuglia, c'è la ricerca di Mormino, controlla, palla che scappa, Sportaro non rischia, la manda sull'esterno, la manda sul lato, rimessa laterale per il Cus. Rimessa laterale del Cus Palermo. Mormino, Mauro vuole l'aria, trova la direzione blu, trova anche un corner, un calcio d'angolo per il Lecus Palermo, che andrà a battere. Restano Mormino e D'Amico in posizione di battuta, occhio alla mancino di D'Amico, pronto ad andare in area di rigore a rientrare. D'Amico, andare sul secondo, la palla è diretta verso Gaziano, conosciamo le sue doti di testa dai calci piazzati, già più di un gol durante questa stagione. Da Luca messo giù, c'è fallo, l'arbitro assegna calcio di punizione per un fallo commesso da Cicalese da De Luca sotto gli occhi di mister Luigi Raccuglia, e calcio di punizione per il Cus. Altra interruzione, altra chiamata dell'arbitro. Questa volta a battere si presenta Mormino, sembra essere lui, sì, Mormino, due uomini in barriera richiesti da Sidoti, c'è Marsala corto, Raccuglia e D'Amico al limite dell'area di rigore. Viene cercata l'area, anzi forse quasi la porta del secondo, ricerca di Gaziano, infatti ve l'ho detto, potrebbe rappresentare veramente un pericolo per i difensori avversari sulle palle inattive. Rimessa laterale questa per il Cus. Che succede? Questa laterale per l'Aspra, posizione più arretrata, arriva la rettifica dell'arbitro. Che è successo? La mandata per il portiere. La spazzata del portiere, l'arbitro assegna rimessa con le mani in favore dell'Aspra. Un po' di confusione in questa situazione, in questa dinamica. Ora Agnello cerca Scardina, Gaziano senza paura, senza mezze misure, rimessa con le mani, vediamo per chi, ancora per l'Aspra, ancora rimessa laterale per la formazione ospite. Scardina, la difende su due maglie bianche, rimessa blu ancora, Scardina batte la lui questa volta, cercato Misci che continua a svariare in mezzo al campo per impostare. Tore, questa difensore che la porta scoperta, deve mandarla via e questa volta lo fa in maniera più lontana che può. Sportare, anticipo di testa su Mormino, Giacomo Agnello, ancora cercato la punta, Mormino vorrebbe arrivare, occhio a vuoto Cicalese, Mormino di testa, forse frettoloso qui nell'andare in porta, cercato il rimbalzo di testa, non riesce, quella che ritorna così all'Aspra e va sul lato di azione bianca, rimessa laterale Aspra. Tarantino,
messo giù, non c'è fallo, riesce a passare così Marsala che si defila sull'otto di sinistra, la lascia sul lato, ora De Luca, la palla però uscita oltre la linea laterale, rimessa con le mani in favore dell'Aspra, se le porterà fuori De Luca, il signor arbitro. Cambio, canestro laterale per il Custo questa volta. Giocare Graziano con le mani. Graziano ancora ribatterla di testa. Arena vorrebbe metterla nelle zone centrali del campo, ma resta ancora lì, svirgola un po', palla che resta ancora contesa dubbia come il possesso. Ora sta da parte di Federico Raccuglia, vorrebbe insistere, Raccuglia schermato da un 8 all'altro. Tarantino supera il primo, non il secondo, Raccuglia riconquista la magliolotto in maglia bianca. Mormino, Raccuglia, può puntare il portiere, Raccuglia, sarà lunga forse troppo, gliela toglie Sidoti, uscita a valanga del portiere dell'Aspra che mantiene inviolata la prima porta, si resta sullo 0-0, prima vera grande occasione a gol della partita, passa tra i piedi di Federico Raccuglia che si è involato attaccando lo spazio, inserendosi verso l'area di rigore, a tu per tu con Sidoti, se sarà lunga troppo c'è giallo, il primo cartellino, il progetto inizia a stare cattivi dell'arbitro, è stato proprio Raccuglia. Primo giallo, primo ammonito, esatta metà del primo tempo di gara, intanto 0-0 ancora dopo la grande occasione di Raccuglia. Andremo con un calcio piazzato, si giocherà dopo il fischio dell'arbitro, andrà Sportar. Cicalese, Marsala, brutta questa uscita dell'Aspra, ne approfitta così il Cusse. Mormino spara la porta, scarica, due tocchi, Arena vorrebbe lanciare palla per De Luca, potrebbe arrivare, eccolo qui De Luca più veloce, De Luca contro Cicalese, messo giù, vuole il contatto, non c'è, palla ritrovata dall'Aspra con il Cicalese. Ora occhio alla ripartenza, controllo non trovato del numero 9, scordato dell'Aspra, non il 9. Bene qui Marsala, manda fuori tempo l'avversario, può insistere Marsala, Mormino orienta benissimo, manda fuori tempo il capitano avversario, ancora Mormino, se la porta sul mancino, serve, scavetto giù, tira in porta De Luca, occhio al contatto lì, è stato portato a terra, sgambettato Mormino, l'arbitro ha lasciato proseguire il gioco. C'è chiaramente un'incertezza, infatti arriva Barone per chiedere spiegazione all'arbitro, Raccuglia non apprezza, lo fa tornare nel suo ruolo. Soluzione dubbia, situazione incerta questa. Resta ancora giù Mormino, ma togliamo la giocata del 9 che con un semplice controllo orientato ha mandato fuori tempo del difensore centrale, aveva forse lo spazio per andare in porta, ha preferito forse forzarlo un po' al momento del passaggio, è stato messo giù per l'arbitro, tutto regolare, non concede niente, se non un invito al fondo forse. Resta laterale per il Cus, si riprende Mormino, De Luca la riconsegnerà agli avversari, fa così e si gioca dalle parti di Sidoti, non vuole affrettare ora l'Aspra. Sidoti di testa Graziano, vola in cielo che si vuole togliere dalla testa dell'avversario. Bene Arena, difende la lotta qui, bene qui di Raccuglia, ancora prova a lanciare, a tagliare per il movimento di D'Amico, è più veloce D'Amico, vediamo quale sarà l'ultima deviazione, si tiene stretto questo calcio d'angolo, cercava il tocco avversario D'Amico, potrà battere della bandierina, noi concentriamo al centrale del rigore mentre salgono Agnello, Marsala si opone al vertice e Graziano sul secondo. Arriva corto da Marsala, non giocherà Marsala con corto D'Amico, si allontana ora. Marsala col destro a uscire, occhio a Graziano al vertice dell'area piccola, Marsala vuole il primo palo, non trova nessuno, adesso in quanto erano tutti sul secondo palo, allontana in qualche modo Sorbello, vorrebbe uscire palla al piede Tarantino, mette il corpo davanti Mauro, bene Luigi Mauro, rimessa laterale per il Cusse.
Giocherà Mauro, altezza la metà a campo con le mani. Mauro, guardando a lungo di Arena, anticipato, e ora Sorbello, chi la toglie Marsala, ancora, dica mezzo al campo per mister Raccuglia, Agnello, braccia non troppo larghe, adesso ancora in avanti l'Aspra, superato l'uomo, Micci che dopo il dribbling va a terra, c'è stato fallo su danni, calcio di punizione per l'Aspra, calcio di punizione Aspra. Giocherà Micci che il 10 in maglia blu. Ultimo uomo che adesso il forte dentro la rigore, palla che arriva a Graziano di testa, la fa volare via, sempre potente come sa fare lui. Arena la tiene dentro, si ricomincia da Cicalesi, ancora due contro Arena, la meglio, il 7 maglia bianca, ora Marsala vorrebbe superarlo, gli chiamano l'uomo alle spalle, la riprende così, la Spraga vorrebbe strappare, Tarantino contro Raccuglia, Mauro senza paura, duro sulla palla, rimessa laterale in favore del CUS, resta laterale CUS Palermo. Mauro alla ricerca di Mormino, ma fuori misura, la meglio così Sportaro che di testa la fa volare via, cercata qui la palla da scordato verso i compagni, troppo debole, buona solo per il recupero del CUS che fin qui sta cercando di sbloccare, che è ancora sullo 0-0, ha rischiato qui l'assistente dell'arbitro, rimessa laterale ancora per il CUS. Mauro, il solito Mormino, Micci che allontana, Arena, voleva andare centralmente, troppo frettoloso di prima, era lontano Mormino, non poteva arrivare, palla ritornata tra le braccia del portiere Sidoti. Sidoti, anticipo di testa di Mauro, resta lì, torna da Amico, bene, la palla però rimbalza dalle parti del numero 11 Sorbello, che potrebbe insistere, si tiene sotto questa rimessa laterale, tutto cassetto bianco, sto con le mani per l'Aspra. Tarantino, andrà a battere lui. Tarantino dentro, palla buona solo per Agnello, Raccuglia prolunga, vuole andare in avanti, Mormino, si tiene questo rimbalzo, continua a lottare, Raccuglia contro Sportare, la meglio Federico Raccuglia, ancora inseguito al capitano avversario, Raccuglia, sterza, apre sul lato di sinistra, forse palla lunga per De Luca, non può arrivare, favorito al possesso Kinzi, se la porta fuori, rimessa laterale CUS, funziona la pressione e porta l'errore qui di De Luca, Francesco De Luca, altra diversione di Kinzi, ancora sul lato, leggermente più avanzata da questa posizione con le mani. Questa volta andrà Graziano. Graziano. Arena. Col terzetto avversario. Fallo commesso da Arena. O fallo arriva al fondo. Vediamo questa è la scelta dell'arbitro. Ah no, è uscita sulla rimessa laterale. Era uscita sulla linea laterale. Rimessa con le mani. Fallo laterale per l'Aspra. Quando siamo alla mezz'ora di gioco, primi 30 minuti di gara che vanno. Primo terzo di gara che va. 0-0 ancora, parità di volate tra CUS Palermo e Aspra. D'Amico. Col mancino apre. De Luca. Attacca all'aria Mormino. Lui che aveva cercato. Mormino. Messo giù ancora. Braccia larghe. Tutto regolare. Mauro porta a terra, cerca il contatto, lo trova, cerca il fallo, e se lo ritaglia solo, calcio di punizione per il CUS. Calcio di punizione CUS Palermo. A battere andrà il solito Mormino, sistema la palla a terra, il 9, la formazione di casa. Entra l'arbitro, sistema la barriera. Mormino con l'arbitro al colloquio. C'è qualche battibecco, qualche parolina di troppo.
l'arbitro chiarisce tutto. 3 in barriera chiesti da Sidotti. A battere andrà Mormino, ma c'è anche Marsani in posizione di battuta, sembra essere proprio il principale candidato alla battuta. Qui Mormino che vuole andare in porta forte verso lo specchio difeso da Sidotti. Conclusione alta sulla traversa, non può arrivare chiaramente il portiere, la lascia sfaghiere fuori, rinvio al fondo. Rinvio al fondo per l'Aspra. Siamo a 13:30 al 45esimo, 0-0 ancora. Sidotti lancia lungo, De Luca di testa, prova a andare dalle parti di Mormino. Mormino bene, va a passare Arena, cerca di insistere, la palla caressa Areta rispetto alla sua posizione. Barone questa volta va sul lato, potrebbe per essere buona per Tarantino, quello che accompagna Tarantino contro Raccuglia, alto duello tra i due. Tarantino si accenta a destra alla ricerca dell'imbucata verticale verso l'inserimento di Scardina. Altra chance per Tarantino, questa volta di testa, trova la testa di Mauro. Ora D'Amico prova a uscire in palleggio, lo di sopra, va giù, c'è fallo, arriva la chiamata dell'arbitro, calcio di punizione. No, fallo commesso proprio da D'Amico. Un attimo, c'è un po' di incertezza. Fallo commesso da D'Amico, calcio di punizione per l'Aspra, nonostante fosse in possesso D'Amico. L'ha commesso lui, sbracciando troppo. Calcio di punizione Aspra, occhio, posizione avanzata ma leggermente defilata, quasi sul lato, sulla fascia. A battere andranno, ci sono in 2 a candidarsi, Nicciche e Sorbello. Enrica da 3 in barriera Touré. D'Amico, Raccuglia e Mauro. Prova ad andare Sorbello verso la porta, cercata la soluzione nella sotterra, sulla barriera, rimessa laterale per l'Aspra. Andrà Tarantino con le mani, Sorbello attaccherà l'area di rigore. Tarantino lungo dentro l'aria, vuole la testa di Sportano, trova quella però di Agnello, ancora lì Scardina, ha cercato la rovesciata. Touré può abbracciarla senza problematiche, semplice lettura di Touré che la lancia lungo, palla che si apre sull'esterno dalle parti di D'Amico, deve metterla giù, riesce a spegnere alla perfezione qui D'Amico, poi a 2 tocchi vorrebbe i riferimenti offensivi centrali, non trova nessuno dei suoi, soltanto il portiere avversario, soltanto Sidotti. Un po' frettoloso qui D'Amico, si è lasciato ingolosire alla giocata, l'ha messa benissimo giù, per non andare dai compagni si è perso. Sidotti, Graziano di testa alla palla sinistra dietro, Touré può prenderla con le mani, Malang Touré. Touré ancora, 34esimo, 11 al 45. Lungo Touré, palla buona per Mormino, la palla passa, Sportaro a vuoto, Mormino la prolunga, sbraccia, apre troppo i gomiti qui Sportaro, c'è fallo, mano nel taschino dell'arbitro ed esce il primo cartellino dell'Aspra. Calcio di punizione da una mattonella veramente interessante questa per il Cus. In effetti qui la chiamata dell'arbitro è stata forzata, chiamata, telecomandata quasi. Dopo l'errore del difensore, l'attaccante va giù e quasi sempre fallo, calcio di punizione per il Cus Palermo. Un ammonito per parte, uno è Raccuglia del Cus, l'altro è il capitano Sportaro dell'Aspra. Guardate lì sul palo. A battere andata Amico, pronto a caricare il mancino, ne vuole 4 in barriera Sidotti. 10 alla fine del primo tempo, 10 al termine del primo tempo regolamentare. Proverà a caricare il mancino qui D'Amico. Maniera schierata però in maniera un po' dubbia, non mi sembra essere messa alla perfezione. Ora la giusta, però comunque. Andrea D'Amico, arriva il fischio, D'Amico prova ad andare in porta, di poco alto sulla traversa, occasione Cus ancora da calcio piazzato, la che termina di poco alta, rinvio dal fondo, rinvio dal portiere,
Ci ha provato D'Amico. È una posizione veramente interessante per andare in porta. È riuscito a sfruttarla al meglio. Palla fuori di poco. Comanda tutte le marcature. Come se avesse un controllo di mister Raccuglia. Apertura sul lato. Tarantino di testa. Ancora scambio. Deve recuperare D'Amico. Altro duello con il numero 8. Scivola prendendo tutt'altro che la palla. C'è fallo. E calcio di punizione. Fallo commesso da D'Amico. Sembra non arrivare giallo. E a terra forse ha battuto la testa. Ha richiesto l'intervento in campo anche della panchina dell'Aspra. Vedo un po' scomposto, nervoso questa uscita di D'Amico. Ha preso tutto veramente da me che il pallone. Resta ancora giù Tarantino. 0-0 ancora. 37 sul cronometro, 8 al termine del primo tempo regolamentare. Fin qui tanto Kus, che ha approcciato veramente bene alla partita, portando tanti uomini in avanti, riuscendo a mantenere la solidità difensiva lì dietro. Calcio di punizione per l'Aspra. Giocherà Miciche e chiama due imbariature. Raccuglia e D'Amico in barriera. Il Raccuglia come chiama ancora le marcature. A giocare andrà Miciche. Miciche col destro. Vuole il secondo. Torre con i pugni a toglierla, può farla sua. Padroneggia in area di rigore. Padroneggia nel suo habitat lì Torre. Miciche a mantenerla. In due sull'uscita De Luca, la fa volare via in attesa di riposizionarsi in mezzo al campo. Palla da un portiere all'altro, palla da due resti doti ora. Con i pugni esce bene Torre con sicurezza. Cercato il lancio, centrato in piena arena, rimessa laterale. Andrà a giocare così con le mani cicalesi, numero 13. Anzi, arriva pure a 15. Vediamo chi sarà incaricato. E 15, e 2. Chi va? Scardina non arriva, Graziano di testa, la rimessa laterale in favore del... Saltare in fuori dell'Aspra. Fabio richiama l'assistente, incredibile come ancora persista questa regola nei campi giovanili. Che un ragazzo non solo deve fare la panchina, ma deve anche stare lontano dai ragazzi a metà campo, tutto un pallino in piedi, non può nemmeno né sedersi né appoggiarsi. Veramente questa è una regola che è veramente ineccepibile. Anche perché non viene mai coinvolto nelle scelte dell'arbitro. Rimessa laterale per il Kus. Torniamo in campo, torniamo nella situazione di gioco. Porta la terra De Luca, chiama una botta subita, l'arbitro non ha visto, resta ora ancora giù Francesco De Luca. Resta laterale Kus Palermo, si rialza De Luca. Ci stiamo per avvicinare agli ultimi 5 minuti del primo tempo regolamentare. Palla che rimbalza fuori, oltre la linea di fondo, non riesce a togliere la scardina. Sarà calcio d'angolo. Occasione alla bandiera per il Kus. Calcio d'angolo Kus Palermo. Conto con il destro a rientrare. Vuole il secondo. Occhio, quasi in porta Graziano. Ha cercato di schiacciare in rete, di deviazione come chiamano i ragazzi del Kus. No, semplice rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per l'Aspra. Mormino l'ha messa tesissimo dentro l'area di rigore. Stava per arrivare, perdonatemi, un Graziano affumato di gol. Non arriva, ma resta sempre un pericolo di dentro l'area di rigore. Rinvio dal fondo, Sidoti fa salire il baricentro dei suoi. 5 minuti alla fine, più eventuale recupero se l'arbitro dovesse ritenere opportuno a seguire minuti extra. Mauro manda in avanti, Arena vorrebbe prendere a lui, chiuso, schiacciato da due maglie avversarie. Arriva la legata dell'arbitro, forse tocca con un braccio. Questa è stata la scelta del direttore di gara. Fa la calcio di punizione per il Kus. Calcio di punizione Kus, da cui attacca lo spazio, non viene visto in tempo. Marsala invita a giocare con calma. Sale pure Giacomo Agnello.
Marsala, palla dentro, in due a toglierla, arriva, resta lì al limite. Arena, prova a lavorarla, ancora Riccardo Arena, palla che scappa per via, occhio alla ripartenza, vuole mandare così Mazzè, chiuso, schermato, al momento del lancio, l'ultimo tocca stato bianco, si riprenderà dalla porta, riprenderà il portiere dell'Aspra. Andrà Sidoti. Sidoti rinvia al fondo. Alla foto di destra, Cicalese. Kinzi, Raccuglia non arriva a prendere la palla, rimbalza da Miciche. Occhio, vuole riprendere la Raccuglia. Miciche, palla che passa, resta libero lì Tarantino. Se lo stanno perdendo spesso su quel lato i giocatori del CUS. Riesce a prendere la Torre. Chiama a salire suoi ancora Torre. Malantore. Lungo, ancora rinvio. Forse un po' troppo largo dalle parti di D'Amico. Tarantino la mette benissimo giù. Ottimo il controllo dell'8 dell'Aspra. Rincorso da D'Amico. Mauro. D'Amico va giù, gioca da terra. C'è fallo commesso, trattenuta da terra. Fallo a calcio di punizione per il CUS. Calcio di punizione CUS Palermo. Stai rovinando la partita, Andrea Agnello, lancio lungo. Agnello più lontano che può. Vorrebbe De Luca, trova per la testa di Cicalese. Palla sull'esterno, Gaziano l'accompagna fuori. La rimessa laterale buona per il CUS. 2 minuti al termine del primo tempo regolamentare. Ancora non abbiamo notizie riguardo all'eventuale recupero che sarà assegnato dall'arbitro. 0-0 ancora tra CUS Palermo e Aspra in questa partita che vale tanto per questo girone. Poteva veramente rappresentare un incrocio decisivo per l'esito della stagione. Cercata qui addirittura la conclusione della porta dalla metà campo, visto il portiere fuori dall'opera di rigore. Va a largo, la tiene stretta a sé Balantore. Torevole Mormino, questa volta non va troppo lungo. Passa Scardina, rincorre Gaziano. Scardina cerca centrale l'imbucata verso il suo numero 9. E poi Marsala, bene col tocco sotto. Gaziano sterza, riesce a uscire la palla al piede, chiuso su 2. L'arbitro ne ha pochi passi, vede la dinamica e fischia anche questo contatto. Calcio di punizione, già battuto D'Amico verso Mormino, palla sul taglio, riesce a prendere la cosa di Mormino, l'aspetta però Sportaro dritto sulla palla, contrasto decisivo, duro quanto basta. La tocca anche per l'ultimo Mormino, riesce a ritrovarla così l'Aspera con questo rinvio dal fondo. Rinvio dal portiere, andrà Sidoti. Mici che spara la porta, riesce a girarla e scaricare dietro. Gaziano contro Scardina, sbraccia Gaziano, c'è fallo, c'è calcio di punizione. Diciamo che i giocatori hanno capito l'indirizzo e il metodo di giudizio dell'arbitro. Con l'uomo alle spalle, con l'uomo vicino, vanno giù, con lì, devo dire, entrambe le squadre. E l'arbitro chiama sempre fallo. Giallo per De Luca. Giallo per De Luca, per eccessiva protesta nei confronti dell'arbitro. Del Barone se lo mangia. Giallo inutile per De Luca, non apprezza nella panchina nel capitano. Ammonito pure De Luca. Siamo al 45esimo. Attendiamo novità dall'arbitro. Se può bastare così, oppure di assegnare qualche minuto extra. Controlla il cronometro. 3 minuti, sembra aver detto 3 minuti. Guarda che non si alza, De Luca va a vuoto. Un po' sconcentrato qui, un po' nervoso forse. Scardina, De Luca mette il corpo davanti, palla che passa, Sportaro alla meglio, c'è stato fallo ai danni di De Luca e come dicevo va giù De Luca, fa le calcio munizione. Va allunga Agnello, cerca Mormino, la palla è interessante, Mormino dopo il rimbalzo si allunga troppo, alla meglio Sidoti che può andare a prendere. Fuori posizione De Luca, aspetta dietro, cercato velocità al basso di Kinzi che riesce a passare, ancora Kinzi, insiste, lo va a prendere De Luca, il tocca del suo, è rimessa laterale per l'Aspra.
Lungolina Kenzie, Graziano aspetta che termina fuori, il calciatore del Cus, la rimessa laterale per l'Aspra. Per la lungolinea, lascia scorrere Barone, Agnello pure, rivede al fondo per Malentore. 1:30 alla fine. Giocherà fino al 48esimo, 0-0 ancora, parità inviolata tra entrambe le squadre, persiste il pareggio fin qui. Questa volta andrà Agnello, andrà a lungo, gioca Agnello, mentre si stringe il Cus, può bastare così, i minuti recuperano 2 e non 3. Arriva il doppio fischio dell'arbitro, manda le squadre, l'esperienza per Durante è caldo. 0-0 in primi 45, io mi silenzio qualche minuto, ci sentiamo appena inizierà la seconda versione di gara tra Cus Palermo e Aspra.
Tutto pronto per iniziare, tutto pronto per riprendere. Possiamo ricominciare da dove ci eravamo lasciati, dallo 0-0, parità a reti inviolate durante i primi 45 minuti di gioco. Si ricomincia ora, Cus 0, Aspra 0, ci sono due cambi nell'Aspra. Mentre restano invariati gli 11 titolari, gli 11 iniziali. Occhio alla canestro, c'è un fallo al portiere, carica. Attore, carica al portiere, dicevo, due cambi, due sostituzioni. Dentro in campo il numero 14 Fontana nell'Aspra. E anche Padovano. Ma il numero 18. Già, nomi volti a noi. Abbiamo seguito i campionati della Lieve Elite l'anno scorso. Fontana, ora non vorrei commettere una brutta figura. Fontana mentre la Villa Abate, mentre Padovano dal Bagheria, dalla Fortitudo. Li ritroviamo qui nell'Aspra, campionato juniores regionale del 19. Calcio di punizione per il Cus. Graziano. Palla in avanti. Vorrebbe andare a Raccuglia, ancora cercato Mormina. Anticipo di sportarlo, palla canestro buona. Marsala. Vorrebbe prendere, dove numero 4 la maglia Michiche. Non Michiche ma Mazze. Fontana lotta, resta lì. Provato ad andare nella parte di Scardina. L'ultimo tocco è stato bianco, rimessa laterale per l'Aspra. Giocare con le mani Kinzi. Scardina, andrà in avanti, chiude Angela lontana. De Luca svirgola per la carresta vagante al centro del campo, deve andare a scivolare per andare a prendere così Raccuglia. La fuorivistura di Mazzè, l'abbraccia, la chiama, la fa sua Malantore. Giocatore lungo alla ricerca di De Luca, lascia rimbalzare, poi anticipo di Kinzi, rimessa laterale per il Cus. Batte veloce De Luca, c'è cambio per esecuzione sporca, errata. Qui la fretta gli lo beffa un po'. C'è cambio, è rimessa laterale per l'Aspra. Questa è l'Aspra. Graziano anticipa bene Padovano. Ora Raccuglia resiste, occhio che ha ammonito. Il fallo è stato commesso in 6 danni. Invece l'ha commesso Raccuglia. Fallo e calcio punizione per l'Aspra. Calcio punizione per l'Aspra. Giocare amici che dall'esatta metà campo a battere questo calcio di punizione. Mentre a destra di para 15 centralmente c'è Mazze. La sua scelta sarà quella di andare lungo verso l'area di rigore, ma sulla testa del solito Graziano. Bene qui Arena, può passare, si autolancia. Arena vorrebbe continuare a insistere, tocca per lungo verso Mormino e buona palla verso di lui. Mormino ancora prova ad andare sul lato di Mormino, resta lì D'Amico, vorrebbe prendere, D'Amico non riesce. Meglio questi doti, contrasto vincente con il portiere estremo difensore dell'Aspra che allontana quasi intervento un difensore centrale, mentre Raccuglia fa scaldare un suo giocatore, lo invita a accelerare, sembra essere Varrica. Ha qualche indicazione a dargli? Ultime indicazioni di Raccuglia per Varrica, sta per essere pronto il cambio anche nel Cus. Calcio di punizione per il Cus Palermo. Giocherà D'Amico, batterà D'Amico con il mancino questo calcio piazzato. Fischia l'arbitro, D'Amico vuole il limite all'area, vuole Mormino, trova per l'anticipo di Fontana e poi Mazzella va a volare via. Barone, spinto, estratto da Padovano, c'è fallo inevitabile, questa chiamata dell'arbitro sulla spinta di Padovano ai danni del capitano Barone. E calcio di punizione questo per il Cus. Calcio di punizione del Cus Palermo. Agnello gioca da Barone, Graziano si allarga, lui che aveva servito, occhio all'arrivato di sopra, Graziano torna dietro, con calma il Cus, Barone, Torre, Padovano a pressare pure il portiere, Torre se ne libera, Giacomo Agnello, giro palla a Cus Palermo, Agnello, per mandare a Raccuglia, fuori misura, funziona la pressione dell'Aspra, porta l'errore il difensore avversario, sarà rimessa con le mani per l'Aspra ora, quando siamo vicini al 50°. Manina errata qui, anche lui.
gli scappa dalle mani. C'è cambio, rimessa laterale, torna in favore del Cus. Mauro, lungolinea, D'Amico, nuovamente Luigi Mauro, ricomincia dal portiere, ricomincia da Tore, quinto minuto della ripresa. Tore, si prepara Barone, centralmente si libera Marsala, occhio palla debole, si mette a rischio e la perde. Scardina, errore ancora dell'Aspra, Mecci che vorrebbe insistere, vuole la botta da fuori, tocca Barone e ora la fa volare via. Barone più lontano che può, Sportaro raccoglia, cerca di ripolire, rifinisce in mezzo al campo, anticipo di Kinz di De Luca, prova a caricare i suoi, Francesco De Luca, la rimessa laterale è in favore del Cus. Agnello, altro errore, altra incertezza questa del Cus lì dietro, sta rischiando in questo secondo tempo Marsala. Serie di rimpalli, palla buona per Scardina, sbilanciato il momento del tiro, non c'è niente, tutto regolare per l'arbitro. Fontana difende, ora il fallo c'è, commesso Ragazziano, ha strattonato Fontana, fallo e calcio di punizione in favore dell'Aspra. Calcio di punizione Aspra, vediamo che andrà a battere, porta uomini in aria la formazione ospite, arriva a attaccare De Guara anche a Ventimiglia. Andrà Amici che batte il suo calcio di punizione, il 10 dell'Aspra, mentre Torre sistema la barriera, ne vuole 4. Ora 3, dobbiamo arrivare al momento di Gazziano, Raccuia deve sganciarsi e andare su Fontana lateralmente. 3 barriere che si da Torre. Agnello, De Luca, Arena. Parte Michiche, destro, scavalca la barriera, Torre ci arriva, si allunga e la allontana, manda via il calcio d'angolo. Trova la porta Michiche, non riesce ad angolarla però del tutto per spiazzare Torre. Sarà calcio d'angolo per l'Aspra. Andrà a battere Fontana, altra occasione poi attiva. Questa volta il calcio d'angolo. Fontana sul secondo, la testa di Sportolo, poi la caressa vagante, entrata di rigore. Ora Torre deve fare la sua, forse disturbato in maniera un po' dubbia con la gamba del difensore. E Barone manda rimessa laterale, frenetico l'avvio dell'Aspra che adesso mette in difficoltà il Cus. Fontana, Sportaro, Micciche contro Gazziano, col tacco riesce a uscirla, Fontana la tiene dentro, la rimessa laterale è per il Cus. Rimessa laterale Cus Palermo. Che succede? Rimessa laterale Cus. Sì. Questa ormai per il Cus. Bagazzino lungolinea, cerca Arena, altro cambio, altra esecuzione errata. La rimessa laterale sarà per l'Aspra. Questa tra l'Aspra. Giocherà con le mani Kinzi. Kinzi lo andrà lungolinea. Padovan appoggia, vorrebbe prendere la Scardina di testa, cerca i compagni in mezzo, raccoglie la meglio, gli si infila e poi serve la corsa di D'Amico che può essere regolare, ma la palla è troppo lunga, buona solo per l'uscita dei Sedotti. Ha bisogno di portare nuovamente Cobolino avanti, bisogno di rimetterla nella metà campo per stare il Cus dopo un avvio di gara, un avvio di secondo tempo un po' frenetico, in cui l'Aspra sta alzando veramente la pressione per mettere in difficoltà la formazione avversaria. Rimessa laterale per il Cus. La ritrova l'Aspra, Scardina, Marsala vuole andare al contrasto ancora, Marsala la tocca, non riesce a togliere, resta vagante con Mauro che va duro a contrasto lungo, il tocca stato blu. Rimessa con le mani per arriva dal fondo, di che dice? Sarà rinvio, la rimessa laterale per il Cus. Rimessa laterale Cus Palermo. Mauro, Arena, prolunga alla cerca di Mormino, palla però fuori, solo può arrivare 20 miglia lontana verso la porta di Touré. Eccolo che blocca, ma Touré, mentre si apre nuovamente la difesa, ma resta alto l'Aspra, vorrebbe schiacciare gli avversari lì dietro. Sportaro di testa, Micciche con Arena alle spalle.
Ancora Micicchè la protegge, si ricomincia dietro, si ricomincia da Kinzi, occhio, palla debole, vorrebbe ritrovarla a Mormino. Sportaro questa volta riesce a essere perfetto nella copertura. Gaziano, rincorso la Scardina, allontana Gaziano, Longolino, la palla passa De Luca, la chiama Mormino, la vuole De Luca però, De Luca può puntare, se la allunga troppo va in porta. In due tempi Sidoti riesce a farla sua, prima neutralizza e poi blocca. Ora si alzano i rituali della partita, vorrebbero riversarsi davanti i ragazzi dell'Aspra, vogliono che arrivi il suo turno. Tarantino, vanno in due a terra, c'è stato un contatto un po' dubbio, richieste le panchine di entrambe le squadre. Veramente intervento scomposto, forse sono scivolati entrambi. Comunque decimo della ripresa, 0-0 ancora tra Cussi e Aspra. Ci sono giù Marsala e Tarantino, l'8 in maglia blu e il 4 in maglia bianca. Si riprendono i giocatori. Andiamo a segnare all'arbitro quale sarà la sua scelta. Intanto due giocatori fuori, uno per squadra, potranno ritornare dopo l'autorizzazione dell'arbitro. Al possesso ritornerà chi era in possesso con il Cus che sembra di darla all'Aspra, vediamo. E infatti è così. Mormino la riconsegna ai giocatori dell'Aspra. Si ricomincia alla porta. Sidoti, poi Sportaro. Mormino indirizza la pressione, vuole andare in avanti col petto, cerca di passare, intervento duro, deciso di Giacomo Agnello. Sportaro troppo lungo, bene quello al gioco d'arena, lo supera secco, ora vuole Mormino, Micicchia di testa lontana per la carezza ancora dubbia, gamba alta da entrambi, c'è fallo commesso da Kinzi però con tanto di giallo, ammonito pure Kinzi, ammonito il numero 2 dell'Aspra per un fallo commesso di Francesco De Luca. Ammonito Kinzi, calcio di punizione Cus, 0-0 ancora quando siamo alla 57esima, 12esima della ripresa. Ancora colloquio il 2 con l'arbitro. A battere andrà Mormino. Sistema la barriera. L'unico uomo in barriera è Kinzi, colui che ha commesso fallo. Mormino. Destro di Mormino, vuole andare dritto in porta, alta la sua conclusione, non impensierisce in questo caso Sidoti. Sarà rinvio al fondo, rinvio dal portiere. Giocato corto, Sportaro, il capitano della formazione in trasferta. Ha preso di sinistra, 20 miglia. Bene sul lato, se la va a prendere Tarantino, gioca lungo lì, ha messo giù, c'è un altro fallo, altro contatto. Oggi la fischia di tutti questi contatti, è giusta quindi l'ennesima chiamata dell'arbitro che dà coerenza al suo metodo di giudizio. In effetti questi la fischia di veramente tutti oggi. E calcio di punizione per l'Aspra. Giocherà Tarantino. Tarantino, Barone a lottare contro Scardina, la meglio capito nel custo, la carezza per ancora vagante, Mazzeno la tiene, alla meglio raccuglia, la toglie da lì, Arena controlla, vorrebbe passare Marsala, confusione, mezzo se c'è traffico, Scardina prova la giocata, De Luca prova a portare via l'uomo, resta ancora Scardina con la palla al piede, Fontana a lottare nel traffico, palla carezza blu, Padovano appoggio dietro, non Padovano ma scordato appoggio dietro, Fontana controlla e tira, in maniera debole, Tore la braccia, la fa sua, conclusione non particolarmente angolata e potente, a vita facile in questa occasione Malantore. Palla tra le mani Tore, Giacomo Agnello lancia, va sul lato, vorrebbe andare da Amico, ora la palla è buona per Raccuglia che scappa, Federico Raccuglia, c'è a terra a Mormino, gira palla ancora per Lecus, De Luca
Vorrebbe andare sul destro, raddoppiato De Luca, prova la profondità, abbracciato, i due sono ammoniti, c'è il contatto. Questa volta però non ha fischiato l'arbitro, solo lasciato giocare. Sarà semplice riview dal fondo, quindi tocca solo pure De Luca. Riview dal portiere. Riview dal portiere. E sta ancora giù Francesco De Luca. Sessantesimo minuto di gioco, un'ora esatta dall'inizio, mentre è pronto l'ingresso in campo di Varrica. Manca mezz'ora alla fine, l'ultimo terzo di gara. Siamo entrati ufficialmente nell'ultima mezz'ora, 0-0 ancora tra Cussi e Aspra. Si riprenderà De Luca. Forse il cambio al posto suo. Sembra essere così. Fuori De Luca, dentro Varrica. È ufficiale, fuori De Luca, dentro Varrica, fuori di 118. Il primo cambio per Mister Accuia. Due sostituzioni nell'Aspra, una nel Cus. Dentro Fontana e Padova nell'Aspra. Dentro Varrica nel Cus. Ex della partita, l'anno scorso giocava all'Aspra, Varrica, oggi al Cus, quindi si incontrano. Micci che vorrebbe aprire sulla sinistra, può scattare sul lato il giocatore maglia blu, vorrebbe andare in testa ancora, fuori misura la palla verso scordato. Agnello la fa volare via, Mormino potrebbe addirittura tenerla in campo e questo è quello che fa. Mormino, è scivolata bene, qui di Ventimiglia, deciso, è scivolata sulla palla, preciso, è rimessa laterale per il Cus Palermo. Questa tra le Cus che sale sul lato di destra, quello opposto ai nostri schermi. Andrà a giocare Luigi Mauro con le mani. Pronto andare Mauro. Si propone Mormino, scarica, appoggio, dietro ancora Mauro. Vorrebbe difendere, la di sopra, va lungolina, la palla arriva da Amico, la palla resta però lì sulla linea laterale del campo. Il titolo è stato blu, invece non c'è fallo. Semplice calcio di punizione, altro cambio nel Cus. Pronto a entrare in campo in maglia numero 15. Maglia numero 19. Errore mio, maglia numero 19. Entrerà Filippo Mineo. Vediamo al posto di chi? Fuori da Amico, dentro Mineo. Quindi Mormino sembra aprirsi sul lato per lasciare un riferimento centrale come Mineo. Sembra essere proprio questa la scelta di Mister Accuia. Comunque cambia il secondo anche nel Cus. Fuori in maglia numero 11 da Amico, dentro in maglia numero 19 Filippo Mineo. Non ha preso più di tanto il cambio Amico. Forse freschi in attacco. Varrica Mineo. Si ricomincia dopo il calcio di punizione. Raccuia non evita che la palla termini fuori. Rimessa laterale ancora per l'Aspra. Ancora 0-0 quando è passata più di un'ora dall'inizio della partita. Partita veramente delicata. Si fa attenzione ai dettagli. Però il pareggio in questo caso andrebbe bene soltanto all'Aspra, che ha a disposizione due risultati per mantenere le distanze. Calcio d'angolo per l'Aspra. Ha detto l'arbitro, ha visto l'ultimo tocco di Barone. Calcio d'angolo Aspra. Giocherà Miciche. Miciche dalla bandiera di sinistra. Si compone il blocco di rigore. Eccolo che si propone il suo numero 9. Vediamo quale sarà la scelta del 10 blu. L'arbitro ha qualcosa da dire ai blocchi di rigore, ha qualcosa da dire specialmente a Barone contro Scardina. Si potrà andare ora. Miciche, teso dentro la porta, occhio Touré, vorrebbe andare, porta scoperta, svirgola con l'esterno, Sportaro non riesce a impattare forte per mandarla verso la porta. Conclusione larga, rinvio dal fondo per il Cus Palermo. Rinvio dal fondo Cus. Siamo vicini al 20° del secondo tempo.
Agnello va a lungo, cercato Mineo, alla meglio si sporta, la palla che passa, Mineo mette col petto, me la mette giù, ancora a lottare contro Mazzè. Mineo vuole puntare, vuole andare sullo spazio, va giù Mazzè, non c'è niente, Mineo ha lo spazio per piazzarla, vuole andare sul secondo palo, cerca di metterla alle spalle di Sidoti, trova soltanto il dirigente Paolo Fertico. Sidoti ancora da quel lato, funziona la pressione qui il pressing del Cus, possesso ritrovato, rimessa laterale Cus Palermo, 20° del secondo tempo, ancora 0-0, Arena torna dietro trovando però solo Fontana, due di sopra, recupera bene Marsala, punta ancora il portiere, Marsala cerca Varrica, aveva la toccata al 18 del Cus, Varrica piatta di sopra, circondato, una maglia blu, vediamo cosa riuscirà a fare, non riesce, è difficile questa situazione, ora Fontana torna dietro, in difficoltà qui l'Aspra, ma riesce bene palla al piede, Scardina mette il colpo davanti, passa sul primo, ancora Scardina, bene qui l'Aspra che riesce ad andare, Micci che vuole andare lungo sulla verticale di Scordato, va fuori misura, rimessa laterale Cus, messa laterale Cus Palermo, Graziano solo per Micichè, salta più in alto Graziano, occhio gamba alta questa di Mazzesi, continua a giocare, c'è terra Arena che sembra avere subito una botta al capo. Chiamato intervento della panchina, può rialzarsi ora, si è fermato, non ce n'è più bisogno, ma sembra essere così, si riprende Arena. Si riprenderà con un gioco, si riprenderà con il possesso per chi aveva la palla tra i piedi. Fallo, calcio punizione per il Cus, quindi aveva chiamato fallo l'arbitro. Giocherà Agnello, chiama la distanza Scardina, Agnello lungo alla ricerca dell'area, vorrebbe andare dalle parti di Mormino, anticipo di testa questa di Tarantino che si è spostato sul lato di sinistra così a fare il terzino. Tarantino sono un po' il terzino, prova ad andare velocità di Padovano, occhio che è veloce, lo conosciamo bene, l'abbiamo visto l'anno scorso alla Fortitudo Bagheria contro il Cus, questa volta non arriva però a tenerlo in campo. Rimessa laterale battuta, la tiene Riccardo Arena, ricomincia da Graziano, contro la sinistra c'è Varrica, vuole andare con lancio centrale da Filippo Mineo, lui che viene trovato, Mineo insiste contro Sportara, apre le braccia, alla meglio la difesa dell'Aspra che riesce a ritrovarla. Mette giù il 9, mette giù Scordato, costretto allo scarico dietro, appoggio verso il suo ragazzo maglia numero 6, il giocatore maglia numero 6, Ventimiglia, lascia scorrere Scardina, Graziano anticipa Fontana, palla dalle parti di Kinzi, arriva Varica, vorrebbe disturbare, ci riesce, fa quello che deve fare, trova la rimessa laterale il Cus Palermo. Rimessa laterale Cus, giocherà Graziano. Graziano vuole andare lungo linea, palla a metà tra Varrica e Arena, Varrica tocca, Arena la tiene lì, contrasto vincente di Kinzi, la palla però sembrava già essere uscita dal direttore di gara, quindi la rimessa statale per il Cus, per l'Aspra, perdone, errore mio, via essere bianca, rimessa laterale Aspra, Varrica arriva prima, ora Mineo spara la porta, a 3 di sopra, rimbalzo favorevole ai giocatori dell'Aspra che allontana, spazza una via più lontana che può, Barone col petto la mette giù, il capitano del Cus, messo giù Barone, c'è fallo, commesso la Scardina, calcio di punizione per il Cus, a terra Dolorante, occhio, giallo pure per Scardina, ammonito Scardina, ammonito il 7 dell'Aspra, resta a terra Dolorante Barone.
Si è ripreso Barone, come se non fosse successo niente. La soluzione per il Cus. Agnello corto, vuole Marsala, controlla e si gira, Marsala poi prima adesso sulla salita di Mauro, va centralmente Raccuglia, prova la botterà fuori, ribattuta, la manda via la diosa dell'Aspro, la Fontana a comandare il contropiede della formazione maglia blu, formazione di trasferta, palla dove non c'è nessun attaccante dell'Aspro, occhio Barone, dopo la prima incertezza riesce ad avere la meglio, poi Gaziano, lotta insiste ancora, Barone, sogna il pallone, contrasto vincente del capitano del Cus. Barone prova ad andare sul lato, la prende Raccuglia, passetto corti, vuole Mormino, anticipato però da Tarantino che poi va in ruento, occhio che non sbaglia già monito, invece no. Fallo commesso da Tarantino, fa le calciazioni per il Cus Palermo, Raccuglia potrà battere veloce, non più, viene chiamata a distanza, si giocherà quando ci saranno i presupposti per farlo. 70esimo, ultimi 20 minuti di gioco, anzi 19 per l'esattezza, sarà da ripetere, sarà chiamata a distanza, si potrà giocare dopo l'occhio dell'arbitro. Calcio di punizione per il Cus, questa volta andrà Agnello, andrà Giacomo Agnello. Si potrà giocare dopo che arrivi l'assistente dell'arbitro, lato Cus. Dragnello, non tira a perdere tempo per la battuta, questo è tutto a favore soltanto dell'Aspra, deve velocizzare il Cus. Agnello preferisce non lanciare e riflettere ancora, Gaziano a sinistra per Varrica, Gaziano cerca un altro lungo a cercare l'area di rigore, Mormino non arriva, palla che resta lì, Raccuglia, impatta proprio su Mineo, non riesce poi sulla ribattuta, era una grande occasione questa per il Cus Palermo. Ora ripartenza Aspra, vuole andare alle parti di Tarantino, Arena dritto sulla palla, per l'arbitro però c'è fallo, c'è anche calcio di punizione. Calcio di punizione per l'Aspra. Calcio di punizione Aspra, giudicato troppo irruento questo intervento di Arena. Andrà a battere Tarantino. Palla lunga, cercata l'area di rigore, Barone ribatte e manda via di testa. Ora Mormino vuole Mineo, Tarantino tocca, potrebbe evitare la rimessa laterale, questo è quello che fa Tarantino, bene, scambio con Miciche, non è completato, può scappare su, può sgassare sul lato di sinistra, Tarantino viene disturbato dall'intervento di Marsala, sarà rimessa con le mani per l'Aspra. Rimessa laterale per i ragazzi maglia blu per la formazione in trasferta, per la formazione attualmente capolista di questo girone di Juniores. Bene Mormino, Filippo Mineo porta la terra da Sportaro, l'arbitro non vede, lascia proseguire il gioco. Ancora Aspra, cerca di inventarsi la giocata qui Mazzei, non riesce, Raccuglia, bene qui con stile, con classe, apre sotto di destra, messo giù ancora Filippo Mineo, l'arbitro non vede nemmeno questo, occhio che era già monito, capita Sportaro. Palla sull'esterno, sotto di sinistra, Padovano vorrebbe allargare tutto, a cercare Fontana, due giocatori entrati alla panchina, Gaziano lotta con Fontana, contrasto vincente di Gaziano, resta per ancora in possesso l'Aspra. Fontana, ne ha due di sopra, Varrica va a contrasto, la tocca, la spocca, rimessa laterale in favore dell'Aspra. Rimessa laterale per la capolista. Kinzi vuole andare dentro Gaziano a toglierla, prolunga Varrica, Arena mette giù col petto, Micica di sopra, superato con la giocata, arriva pure Sportano, mette la testa con coraggio, riesce a mandarla fuori, la rimessa laterale in favore del Cus. Giocare Gaziano. Varrica, uomo alle spalle, deve difendere, arriva pure il secondo, l'ultimo tocco è stato proprio di Kinzi, rimessa laterale in favore del Cus. Graziano può battere ora, 3 maglie bianche lì e 4 blu.
Cornessa laterale ancora Cus Palermo. Nuovamente Graziano. Dai ragazzi, dai! Centralmente la salsa Vito Marsala. Controlla, mette giù, alza la testa. Vorrebbe andare dai compagni. Marsala, Graziano. Scambio completato. 1-2. Marsala a cercare Mormino. Che anticipo di Tarantino. Riuscito. Non se ne aspettava. Forza questa palla verso il 9 del Cus, mentre siamo entrati ufficialmente nell'ultimo quarto d'ora, 75esimo esatto, 15 al 90esimo, scappo sul lato, Mormino vuole andare su Ventimiglia, si accentra ancora Mormino, superato, messo giù, fallo commesso da Mazzè, mano in tasca e cartellino verso Mazzè, messo giù Mormino, l'unico modo per fermarlo forse in questa dinamica, altro giallo. Ammonito pure Mazzè, è il quarto dell'Aspra che viene ammonito. Calcio menzione Cus, mentre c'è cambio nell'Aspra, pronto a uscire, sembra essere scordato, un po' in ombra oggi, messo in difficoltà la difesa avversaria, al suo posto dentro il maglia numero 15 Fricano. Fuori scordato, dentro Fricano quindi. Sarà il calcio di punizione per il Cus Palermo. Mormino e Marsala candidati a battere. Vediamo chi impattare il pallone verso la porta. Mentre Sidoti sistema la barriera, sembrava vorrerne 4. Si ne schiera 4 Sidoti. Non ti mettere indietro, filati! Devi essere fissante! Vediamo l'occhio dell'arbitro. Sta per arrivare ora Mormino, destro a cercare la porta. Altra conclusione alta. Nemmeno questa volta vengono create problematiche a Sidoti. Insisto di sinistra, Fontana si è invertito con Scardina, andrà a attaccare sull'altro lato, ma c'è il doppio di marcatura. Bene Mormino che recupera, si aiuta con Marsala. Libero lo scarico da Luigi Mauro, trovato Mauro, Agnello si apre e lui che viene servito. Giacomo Agnello lancia centralmente, vorrebbe Mineo sportare di testa, torna dietro, trova il portiere, deve salire il Cus, ha bisogno di andare in avanti. Bisogna di trovare il gol che permetterebbe i 3 punti ai ragazzi di Mister Raccuglia. Ricordo che 5 punti separano queste due formazioni. Aspa prima in classifica a 25, Cus a 20. Un pareggio va a favore soltanto dell'Aspra. Agnello ritira la gamba, non può allungare, Raccuglia, sterza bene, gioco di gambo di Raccuglia. Ora vuole mandare in verticale alla ricerca di Filippo Mineo, sportare, errore, scivola Mineo, sfortunato qui Mineo, lo beffa il campo, scivola va giù. Di sinistra, cercata la corsa di Padovano, occhio all'inserimento pure del 15, Padovano sterza, la chiama Africano, potrebbe provare il tiro, sterza ancora, che era il momento di Agnello della chiudere, va alto Padovano, occasione aspra, ci ha provato Padovano, si resta ancora sullo 0-0, parità di per il momento, con la sgazzata di Padovano, quando venne messo in condizione di correre, riesce sempre a far male, lo conosciamo come giocatore, rinvia dal fondo, rinvia dal portiere, rinvia dal fondo in favore del Cus. Ture vuole giocare corto, anzi Mister Raccuglia vuole che giochi di corto. Marsala, occhio sull'arrivo di Scardina, la fa volare via Barone. Mormino anticipato da Tarantino, palla per Raccuglia, gioca da Varrica, arriva Kenzi, Varrica vuole girarsi, vuole puntare Varrica contro Kenzi, ancora Varrica si allunga, sbilanciato, resta lì ancora, Varrica resiste, la porta in avanti contro Micicchie, messo giù Micicchie, arriva la chiamata dell'arbitro, sarà calcio d'angolo poi l'uscita, Varrica si ritaglia completamente solo questo calcio d'angolo e il Cus porta uomini in avanti, va a attaccare la dericora della bandierina. Ultimi 11, calcio d'angolo per il Cus Palermo. Mentre è pronto un altro cambio nel Cus, si giocherà dopo la sostituzione. O no? No, prima il calcio d'angolo, va là dentro sul secondo Agnello, si pesta un po' i piedi con Graziano, non riescono a impattare nessuno e due. Conosciamo entrambi le doti di testa dei due giocatori, soprattutto quelle di Graziano, ma anche di Agnello che ha segnato durante questa stagione, mentre sembra per essere
Guarda per arrivare il momento del cambio. Dentro Amorello, vediamo al posto di chi? Fuori Marsala, dentro Amorello. Fuori il 4, dentro il 15 per il mister Luigi Raccuglia. 80esimo, 10 alla fine. 0-0 ancora tra Cuspa e Aspa. Partita che non vuole sbloccarsi. Resta ancora inchiodata sul pareggio dopo 80 minuti. Vediamo cosa avranno in serbo per noi questi ultimi 10 più eventuale recupero. Rinvia al fondo. Lancia lungo più che può. Sidotti, la testa di Arena. Non arriva Morello. Quella che scappa dietro. Scardina contro Gaziano. Tocca prima Gaziano. Ora deve andare in avanti. E questo è quello che fa Lungolina. Varica, controlla. Uomo alle spalle che arriva. Kinzi tocca. La palla era uscita. Detta dall'arbitro. Sembrava però essere in campo. Invece l'arbitro l'ha vista oltre la linea laterale. È rimesso con le mani per l'Aspra. Giocherà Kinzi. Gaziano, più in alto di Scardina ancora. Ha preso una botta al volto Gaziano. Sarà rimesso con le mani per l'Aspra. Nuovo al 90esimo, Kinzi con le mani. Palla messa in mezzo, Fricano prova a girare la linea di rigore. Non arriva nessuno a impattare, né Fontana né l'uomo che andrà a terra. Ha cercato un contatto che non c'è, sta arriva al fondo per il Custe, pronto a velocizzare Malantore. Gioca Magnello, lungo il metà campo. Mine non arriva. Alla meglio Ventimiglia, sportare di testa, manda in avanti. Raccuglia a cercare la verticale. Palla che poteva sapere Mormino, la stava a prendere. Mormino contro Tarantino. Ancora a lottare. Mormino c'è fallo. Commesso da Tarantino. Calcio di punizione per il Cus. Vuole velocizzare il Cus Palermo. Ha bisogno di sfruttare questi calci passati. Questa occasione palla inattiva. Infatti porta uomini in avanti. Salagnello. Momentaneamente Gaziano prende metri. Sembra forse arrivare per un'area di rigore. Lasciando solo Barone dietro. Momentaneamente. Vediamo chi si abbasserà pure. Forse pure Arena. Calcio di punizione per il Cus. Vediamo chi andrà a battere. Si candidano in due. Uno è Mormino, l'altro è Raccuglia. L'8 e il 9. Con Amorello che resta al limite dell'area, pronto per la botta da fuori. Per il resto 5 maglie bianche da rigore. Andrà a battere Federico Raccuglia. Che fa l'arbitro? Va a sistemare uno in piedi in panchina. Pronto Raccuglia. Soltanto Arena e Barone, anzi Mauro e Barone a coprire la ripartenza. Raccuglia vuole andare in porta, palla che passa sulla barriera. Allontana il portiere, poi spazzata via la palla da Micicchi, tolta dall'area di rigore. Vediamo che arriva prima Arena o Scardina. C'è Mauro che evita che la palla passi, evita mezze misure, la manda sull'esterno, rimessa laterale per l'Aspra. Adesso con le mani per l'Aspra. Andrà Kinzi, lungolinea, vuole Scardina, ancora il solito Gaziano, non perde mondo aereo. Mineo messo giù da Sportano, non c'è fallo, porta ora Scardina. Cercata Mazzè, la verticale a Mazzè. Luigi Mauro, altro lancio, non arriva a destinazione, Micicchia potrebbe lottare, ora lo fa bene. Filippo Mineo, vorrebbe girarsi, serie di rimpalli, serie di violazione, fallo commesso di Mineo, commesso da Micicchia, portato giù, trattonato per l'arbitro, c'è fallo, c'è calcio di punizione per il Cus Palermo, 84esimo, 6 minuti, al minuto numero 90. Calcio di punizione
Mormino e Barone questa volta. Raccuglia si disinteressa qualche metro in avanti. Andrà Mormino. Gaziano attaccherà pure l'area di rigore. Occhio al fuorigioco. 2 barriere chiesti da Sidoti. Mormino, morbido verso Agnello. Riesce a toccare palla che resta lì. Calcio d'angolo, Agnello è riuscito a prenderla, a scappare le marcature avversarie, non a dare potenza alla conclusione. Sidoti, intervento in tuffo di semplice amministrazione. E invece no. L'arbitro dà rinvio dal fondo. Rinvio dal fondo dopo il tocco dell'arbitro un'altra volta, come nel primo tempo. Mineo contro Sportaro. Ancora il capitano dell'Aspra. Si aiuta con le braccia Sportaro. La porta fuori, rimessa laterale per il CUS. Occhio, qui si accende un po' la partita. C'è giallo per Mineo. Giallo un po' ingenuo, giallo superfluo. Giallo superfluo per Mineo. C'è giallo per la sua reazione. Che è successo? Del giallo o rosso? Giallo o rosso? Rosso. Rosso per Mineo. Ingenuità completa. Mentre riprenderemo da un calcio di punizione per il CUS. Ammonito Mineo. Espulso, via. Finisce la partita di Mineo dopo pochi minuti al suo ingresso in campo. Si riprenderà il calcio di punizione. Quando siamo all'87esimo quasi. Ora il CUS è sotto di un uomo. Nonostante essere sotto di 5 punti in classifica, ingenuità totale di Mineo. Calcio di punizione per il CUS. Andrà a battere Mormino. Entrata di rigore. Occhio, attacca, non arriva questa volta Gaziano. Ci sta provando il CUS nel finale ora. Rinvio dal fondo. Vuole velocizzare Sidoti. Lancia lungo, sporca Raccuglia. Barone manda in avanti. Varrica di pretensione col mancino a metà tra i compagni. C'è l'anticipo dell'Aspra. Ora Raccuglia, ancora Arena. La Tenelli Riccardana vorrebbe sgassare. Ha 2 maglie avversarie di sopra. Non la meglio ragazzi dell'Aspra. Poi di un tocco con lo sponda di Mazzè vorrebbero uscire. La rimanda in avanti Luigi Mauro. Ancora ribattuta quasi da calcio tennis. Si va da una parte all'altra. Ultimo tocco di Agnello. Rimessa laterale per l'Aspra, ma c'è cambio. Vediamo chi entra in campo. 2 minuti. Fuori Mormino. Dentro Visconti. Fuori Mormino, dentro Visconti. Giocato titolare sabato in prima squadra. Questo poteva avere più minutaggio. Arriva ora il suo momento. Rimesso con le mani per l'Aspera che prende metri. Questi fuori laterali. La battuta da Tarantino. Tarantino vuole l'area di rigore, palla che passa. Barone deve lottare con Scardina. Arriva pure Varrica, deve accelerare. Varrica vuole la sgasata. Trova Visconti, mette il corpo davanti, la difende Antonio Visconti. Scardina contro San Vincente da Varrica. Può correre Varrica, vuole puntare Michele contro San Vincente. Ancora questa discussione. Visconti va giù, non c'è fallo. Semplice resta laterale. L'ultimo tocca pure del CUS. Resta laterale Aspra. 89esimo, ultimo minuto regolamentare. Meglio qui Gaziano di Padovano. Contrasto vincente, a voto Mazzè. Palla che arriva a Ventimiglia. Mette pressione sia Visconti che a Morello. Ora Mauro deve scivolare sul numero 14 Fontana. Che punta? Fontana ancora. Gioca di gambe, torna dietro. Fontana riflette, lo va a prendere. A Morello resta ancora lì, poi sta contento, vorrebbe la botta da fuori. Touré deve bloccare, riesce a distendersi sopra il pallone. Malan Touré. 4 minuti sono aver dato l'arbitro.
4 di recupero. Si giocherà fino al 94esimo, quindi anche se siamo all'89esimo e 40 fin qui si gioca fino al 94. Sidoti la fa sua. Ultimi 240 secondi di guerra qui in mezzo al campo. 0-0 per il momento la Cus è aspra. Trattenuta Morello. C'è fallo. Si è vista la tenuta la maglietta di Amorello. Fallo e calcio di punizione per il Cus. Calcio di punizione il Cus Palermo. Mattia scendi! Calcio per il Cus. Andrà a battere Giacomo Agnello. Questa volta non salgono i difensori. Vista l'inferita numerica. Agnello dentro l'aria. Vuole Visconti con i pugni Sidotti. Palla tolta la di rigore. Scardina. Botta al volo di Arena. Deve bloccare Sidotti. Ci riesce. Scappa. E la blocca in un secondo momento. Lungo Sidotti. Di testa la gira Padovano, solo di sinistra, Fontana contro Morello, mette il corpo davanti a Morello, bene quel 15, ne resta ancora però 14, palla al piedi, la toglie Morello, passa, ne supera 2, Morello può accendersi tunnel, giocata verso Arena che riesce a prolungare, la diversione che sembra essere stata blu, la rimessa laterale, ma l'ultimo tocco è stato bianco poi di Arena, rimessa laterale per l'Aspra. Graziano, Kinzi, Micci che va dentro, lascia scorrere Fricano, voleva inserirsi qui Padovano, abbracciato, placcato da Graziano, invece no, il fallo è stato commesso dal giocatore dell'Aspra. Avevo il timore avesse segnato un altro, ha avuto un altro indirizzo qui sul fallo e calcio di punizione per il Cus. Calcio di punizione Cus Palermo. Graziano gioca in avanti, guarda Visconti, tocca contro Sportaro. Visconti, Sportaro alla meglio, riesce a mandare via. Ora gira palla per l'Aspra. Micci che passa, trattenuto da Arena, c'è fallo, occhio che è ammonito e calcio di punizione per l'Aspra. Calcio di punizione per i categoria siete voi? Categoria siete voi? Esordienti. Gioca l'Aspra, vuole mandare rimessa con le mani, questa per il Cus, sembra essere così. Questa laterale Cus Palermo, sì. Quando manca 1 minuto e mezzo alla fine, 0-0 ancora in questo lotta e vertice della classifica. Ricordo Aspra 25 punti prima, Cus 20 punti seconda, fin qui 0-0. Il pareggio gioverebbe a favore soltanto dell'Aspra, che permette di tenere i più 5. Bene, qui Raccoglia, veloce ancora, anche al 93esimo. Barrica dorme un po' su quell'arrivo di questa palla, non riesce a tenerla, rimessa laterale, c'è cambio. Ultimo minuto, sta per entrare Zappavigna, vediamo se è così. No, Gargano. No, giusto, Zappavigna, ma il numero 16, errore mio, confuso le due formazioni. Dentro Zappavigna, fuori Barone. Toglie un difensore, mette un giocatore prettamente offensivo. Mister Raccuglia vuole giocare tutto per tutto in quest'ultimo minuto. Graziano, chiuso Arena. Micci che con l'esterno allarga tutto, vorrebbe Fontana, la palla è buona, può inseguirla Fontana, riesce a tenerla in campo, ancora Fontana l'aspetta per Luigi Maro, la palla uscita ora, rimessa laterale in favore del Cus Palermo. Raccuglia, ultimi 10 secondi, vuole mandare la Barrica, la palla passa, Kinzi tocca, evita che arriva a destinazione, deve battere veloce, potrebbe essere l'ultima azione, il Cus va in avanti. Visconti, messo giù, cerca il contatto, lo trova, calcio di punizione Cus. Ora punizione per il Cus Palermo. Questa potrebbe essere veramente l'ultima occasione della partita, siamo al 94esimo, 0-0 ancora. Antonio Visconti a battere.
sale Gaziano, sale Agnello, restano dietro a coprire Mauro, Amorello, Raccuglia e Arena. Entra pure Amorello. Visconti col mancino, palla buona con i pugni, resta vacante, vorrebbe andare Zappavigna, non riesce a girarla, va giù, non c'è niente, tutto regolare. Ora ripartenza aspra, siamo al 95esimo. Cercato un lancio, vorrebbe passare Padovana, Arena accetta la testa, l'arbitro controlla il cronometro, fischietta in bocca. Si giocherà ancora? No, invece no. Fischia 3 volte, squadre che vanno negli spogliatoi sullo 0-0, persiste la parità rinviata tra le due formazioni. 0-0. Mantiene, resta invariata la distanza in vetta alla classifica. 25 Aspra, 20 Cus. E vi ringrazio per la compagnia, per la visione e per la sera passare insieme. Da Filippo Alongi è tutto.